È tutto pronto? Allora signori, per la sfilata della Outlet Extro ho il piacere di chiamare la presentatrice di questa sfilata, Asia Genovese. Buon pomeriggio, benvenuti al Natale Parco Catene. Quest'anno ho il piacere di presentare insieme a me l'attore e il modello Marco Crepaldi. Buon pomeriggio a tutti. Avanti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, mi fa un certo effetto vederti in veste di presentatrice, perché di solito sono al di là del banco che giudico, però stavolta mi fa un strano effetto, però. Questa volta collaboriamo. Mamma mia, la mia è la prima esperienza, quindi mi raccomando, ridete pure, quindi prendetemi in giro, però darò il massimo. Vedrete sfilare delle bellissime modelle con i capi Extro. Extro si trova in piazzale della Concordia 22/A. Abbiamo l'onore di avere con noi 4 grandi fotografi: Armando Tognolo, Mirko Metti, Paolo Stramale e Massimiliano Sirotto. Ringraziamo anche il videomaker Mario Bonesi che è qui tra noi. Non esiste un modo appropriato di vestire, è un cliché ormai ammorbito. Esiste solo l'abito che fa uscire il meglio di te, quello che indossi con disinvoltura ed eleganza. Extro, stupisci sempre. Come potete vedere anche io vesto Extro. Extro vi propone firme made in Italy con look elegante, sportivo, casual a maglia, a seconda dei vostri gusti da abbinare le uniche originali borse vecchi. In passerella vedrete sfilare il look a maglia scelto per voi da Esther e Manola. DJ, musica!
come Miss, sempre per soddisfarvi e aiutarvi a creare i vostri outfit. In negozio troverete l'etichetta titolare Manova Tabacco, tra la quale avrà cura del vostro modo di vestirvi e consigliarvi i capi più giusti. Le nostre modelle usciranno con gli outfit trendy di Extro.
professionalità. Un grazie a chi ha organizzato tutto questo, lei, la numero 1, Manola Tabacco! Non ti faccio parlare tranquilla. Innanzitutto voglio dirti la pace, ti voglio ringraziare qui pubblicamente perché lo sai che non volevo essere presente questa serata perché appunto un po' ero in difficoltà per presentare, l'ho fatto lo stesso, spero insomma sia andato bene, dai. E te sai che io ti considero come una seconda mamma, quindi ti voglio bene. E che dire, è stato un grande piacere aver presentato anche con te Asia, quindi complimenti anche a te per questa tua performance. Grazie Marco, è stato un piacere anche per me, come Grazie di sempre. cuore. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci rivediamo l'anno prossimo.